A distanza di 5 anni veniamo rinviati a giudizio sulla base di un teorema, di una vera e propria montatura politico-giudiziaria. 7 membri dell'equipaggio della nave umanitaria Mare Ionio, tra questi Luca Casarini e Giuseppe Caccia, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'averne tratto profitto. Noi rispondiamo con un sorriso intanto a questo rinvio a giudizio. Ci sarà un processo finalmente che diventerà l'occasione di un dibattito pubblico. Saremo noi a chiamare come testimoni i ministri e le autorità che hanno deciso di lasciare alla deriva in mezzo al mare 27 esseri umani. La decisione è arrivata dal GUP del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininnà, in seguito a un'indagine avviata nel 2020 dopo il trasbordo di 27 migranti dalla nave cargo danese Tien Maersk alla Mare Ionio. Al centro dell'accusa un versamento di 125.000 euro effettuato dalla compagnia danese alla società armatrice italiana Hydra Social Shipping, ritenuto dagli inquirenti un pagamento per il soccorso e quindi prova dell'aggravante economica. Tesi del tutto sbagliata, afferma Giuseppe Caccia. A distanza di qualche mese, la Maersk Tankers, compagnia armatoriale danese, effettuava una donazione trasparente, rendicontata, tracciabile, a favore delle attività di soccorso civile in mare di Mediterranea. Tra gli imputati, oltre al comandante Pietro Marrone, figurano esponenti di primo piano della missione umanitaria, tra cui Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Human, e il medico di bordo Agnese Colpani. Casarini ha respinto con fermezza le accuse, anzi Mediterranea raddoppia e continua la sua missione come nave di cura, solidarietà e dignità. Mediterranea raddoppia. Questa è la risposta a chi attraverso spionaggi, attraverso i servizi segreti, costruisce questi dossier, queste montature giudiziarie che poi si trasformano in processi, che si trasformano in diffamazione, che si trasformano in attacco a quello che facciamo, cioè il soccorso civile in mare. E che conferma la nostra volontà di andare avanti, di continuare a fare quello che è giusto e necessario fare, cioè salvare vite umane in mare.